Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. Messina, prima tramortita, poi accoltellata 30 volte. Dall'autopsia del corpo di Daniela Zinnanti emerge che la donna ha tentato di difendersi dall'ex compagno Santino Bonfiglio. L'uomo nel 2008 fu arrestato per aver accoltellato un'altra donna, poi condannato a 3 anni. Filmava le alunne e le denudava con l'intelligenza artificiale. Arrestato un collaboratore scolastico di una scuola media della provincia di Catania. Ho fatto campagna elettorale per Iacolino e Tamaio, la frase intercettata nel telefono del boss Vetro, arrestato nell'inchiesta su mafia e sanità. L'assessore regionale alle attività produttive replica: non lo conosco. Il lavoro dei rider torna al centro della protesta. Anche a Palermo oggi la mobilitazione nazionale promossa dalla CGIL. I lavoratori sono scesi in piazza contro precarietà e sfruttamento. Centinaia di bambini hanno colorato la Valle dei Templi nella passeggiata per la pace del Festival I Bambini del Mondo, lanciando un messaggio di fratellanza tra i popoli. Calcio, il Siracusa cade al Francioni di Latina. I padroni di casa vincono 2-1 grazie a un primo tempo decisivo. Il Trapani invece domani è in campo a Picerno. Serie C, trasferta cruciale per il Catania domani ad Altamura in vista degli spareggi promozione. La partita sarà trasmessa in diretta da Telecolor con collegamenti a partire dalle 13:30. Ben trovati, è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Daniela Zinnanti, la donna uccisa a Messina lunedì scorso. Una trentina le coltellate inflitte dall'ex compagno Santino Bonfiglio, ma c'è anche un precedente venuto fuori nelle ultime ore, un precedente che riguarda altre violenze da parte dell'uomo nei confronti di una ex compagna. Francesco Triolo. Daniela Zinnanti, la donna uccisa dall'ex compagno Santino Bonfiglio lunedì scorso a Messina, avrebbe provato a difendersi prima di morire. È uno dei riscontri che emergono dopo l'autopsia effettuata dal medico legale Alessio Asmunda all'obitorio dell'ospedale Papardo. Bonfiglio si sarebbe accanito colpendo l'ex compagna al torace e al collo almeno con 30 coltellate. Secondo l'autopsia, la Zinnanti sarebbe morta subito dopo. E scavando nella storia di Santino Bonfiglio si torna indietro di 18 anni al 2008. Sono gli articoli dell'epoca della Gazzetta del Sud a ricordare come l'uomo avesse già subito una condanna per aver aggredito l'allora convivente picchiandola e ferendola con un coltello a spadafora. Una vicenda non terminata in tragedia, solo per l'intervento di un vicino di casa, un vigile urbano che aveva notato la scena e costrinse così Bonfiglio a fuggire in auto prima di venire arrestato dalla polizia a Messina. 10 anni la pena inflitta in primo grado per tentato omicidio, poi diventati 3 perché il reato è stato derubricato in appello a lesioni personali. È un precedente che si unisce agli altri aspetti già noti della vicenda, come quello dell'ultima denuncia presentata dalla donna, della mancata applicazione del braccialetto elettronico perché non disponibile, dell'evasione dagli arresti domiciliari. E nell'ordinanza del GIP Alessia Smerile c'è anche un altro aspetto con riferimento proprio a quella sera, ovvero la confessione dell'uomo alla PM Roberta Laspeme, a cui ha detto di aver perso il lume della ragione nel momento in cui la donna, riferisce nell'interrogatorio, gli ha confessato di avere un'altra relazione che per Bonfiglio, nonostante la rottura, equivaleva a tradimento. Così utilizza il coltello che si è portato da casa e questa alimenta la premeditazione e la colpisce più volte. Poi l'uscita, documentata dalle videocamere di sorveglianza del complesso di Via Lombardia, tranquillo va verso l'uscita del complesso, non corre, non si agita, aveva lasciato tutta la sua rabbia e la sua furia sull'ex compagna. Sono le 22:25, segnala il video, che poi è stato ricostruito fossero le 23:02 di lunedì notte, la scoperta del cadavere il giorno dopo, quando Daniela Zinnanti era già morta. Fotografava studentesse e le denudava con l'intelligenza artificiale. È stato arrestato un collaboratore scolastico di un istituto del Catanese. Marco Carli. Dopo averle fotografate anche a loro insaputa, le spogliava con l'intelligenza artificiale facendole apparire accanto a lui, come se la foto fosse stata scattata insieme. Agiva così un collaboratore scolastico di una scuola media della provincia di Catania attraverso le immagini, in taluni casi rubate, delle giovani alunne. È l'accusa contestata dalla procura di Catania a un 58enne arrestato dalla polizia postale che gli ha sequestrato un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici, anche con vittime in età infantile,
o con scene di sesso con animali. L'uomo, arrestato in flagranza, è stato posto poi ai domiciliari. Era stato segnalato da una ONG statunitense che si occupa di bambini scomparsi sfruttati al Centro Nazionale di Contrasto della Pedopornografia Online della Polizia Postale di Roma, che ha interessato i colleghi del capoluogo etneo. Da lì è cominciata l'indagine coordinata dalla Procura distrettuale di Catania a tutela dei minori e delle fasce deboli. Si partiva da un italiano che conservava nella memoria immagini e video di pornografia minorile. Le successive investigazioni hanno consentito l'identificazione del collaboratore scolastico. E cambiamo decisamente pagina. Ho fatto campagna elettorale per Iacolino e Tamaio, è una frase intercettata nel telefono del boss di Favara, Carmelo Vetro, e che apre nuovi scenari nell'inchiesta che ha scosso la sanità siciliana. Sentiamo Marco Gullà. Nel telefono del boss Vetro c'era un Trojan che ha svelato la mappa degli interessi del mafioso. Carmelo Vetro era attivissimo e progettava sempre nuovi affari. Il Trojan piazzato nel suo smartphone ha svelato una rete inquietante di relazioni all'interno della regione siciliana che vanno dall'assessorato alle infrastrutture all'assessorato alla sanità. E poi alla politica, alla massoneria. Il gancio del mafioso era Salvatore Iacolino, il super manager fedelissimo di Schifani. In cambio dei favori il boss avrebbe assicurato sostegno durante alcune campagne elettorali, come dice lui stesso in un'intercettazione. Campagne elettorali per Iacolino e Tamaio, frase che apre nuovi scenari nell'inchiesta. Il nome di Tamaio, citato dal boss Vetro in una conversazione con un amico, accende i riflettori anche sulla campagna elettorale dell'attuale assessore regionale alle attività produttive che nel 2024 ottenne un vero e proprio exploit alle europee. Naturalmente non basta la frase di un boss intercettata da una microspia per trarre conclusioni, e di Tamaio peraltro replica: non ho avuto alcun incontro, ne ho mai conosciuto il signor Vetro durante quella affollatissima campagna elettorale. Intanto sia Vetro che Iacolino si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP. Basta con lo sfruttamento dei rider. I sindacati vogliono tutele e contratti per i tanti lavoratori del settore del delivery. Oggi la manifestazione nazionale che ha toccato anche la città di Palermo. Sentiamo. Da Roma a Napoli, da Milano a Palermo, oggi i rider sono scesi in oltre 30 piazze italiane con una mobilitazione nazionale promossa dalla CGIL. Qui siamo nel capoluogo siciliano. L'inchiesta della Procura di Milano conferma infatti ciò che i sindacati denunciano da anni nelle piazze e nei tribunali: lo sfruttamento dei rider. Quello che è uscito fuori è ovviamente un'indagine a livello penale su caporalato digitale, per quello che Glovo continua a fare con i rider, cioè un lavoro sfruttato, un lavoro che di autonomo non ha praticamente nulla, ma rispetto a tutte le indagini fatte anche dal punto di vista dei ricorsi fatti anche individualmente, dalle indagini fatte e dalle sentenze uscite, i lavoratori rider sono sempre stati considerati come minimo lavoratori organizzati. L'obiettivo è superare l'attuale modello di sfruttamento e garantire a tutti i rider stabilità occupazionale e salari adeguati. Abbiamo già una direttiva europea che indirizza verso queste ulteriori tutele. Noi, nel caso in cui appunto si dovesse stabilire la subordinazione da estendere a tutti i rider, sosteniamo che venga applicato il contratto della logistica, che è il contratto che abbiamo noi rider di Just Eat. Un'altra tappa di una battaglia ormai che va avanti da anni. Di sfruttamento del lavoro e di approfittamento del bisogno delle persone. Ed è ancora incerto il destino della nave russa carica di gasolio e gas alla deriva nel Mediterraneo. Italia e Malta con il fiato sospeso. Il ministro Musumeci ha detto: speriamo che non sversi idrocarburi, sarebbe un disastro. Tonino De Mana. Vaga tra Malta e le Pelagie, anche se il vento e le correnti nelle ultime ore tendono ad allontanarla dalle coste italiane. La metanera Arctic Metagaz, battente bandiera russa, senza equipaggio ma con a bordo 900 tonnellate di gasolio e serbatoi pieni di gas liquefatto, è una bomba ecologica da disinnescare in fretta, con i governi di Roma e La Valletta mobilitati per fronteggiare l'ennesima emergenza nel Mediterraneo. Questa volta si tratta di intercettare una petroliera senza controllo dopo essere stata colpita presumibilmente da un barchino o drone ucraino. Una situazione che preoccupa e non poco l'Italia, che ha mandato in zona un rimorchiatore ed un mezzo anti-inquinamento della Marina Militare, ma che al momento non può intervenire direttamente visto che l'imbarcazione si trova in acque territoriali maltesi. Roma è comunque in allarme con Palazzo Chigi che segue costantemente la vicenda. Quello della nave ferita
è un esempio di come gli effetti della guerra arrivino anche sul nostro territorio. Stiamo monitorando la gasiera, stiamo sperando che gli idrocarburi che contiene possano non fuoriuscire e quindi scongiurare un problema ambientale che metterebbe a serio rischio la fauna ittica di quell'area del Mediterraneo. Al momento non è ancora chiaro quale sarà il destino della Arctic Metacats. Una delle ipotesi potrebbe essere l'indotto affondamento. Prima però bisognerà recuperare il carico ed evitare che si disperda in mare. Rischio ambientale elevatissimo e potenzialmente irreversibile, tuona il WWF, che chiede un intervento immediato a tutela delle acque e dell'atmosfera. Il Tribunale Civile di Ragusa ha dichiarato illegittimo il fermo di 20 giorni della nave umanitaria CI5 nel porto di Pozzallo, annullando così il provvedimento della Prefettura di Ragusa e la relativa multa. Il giudice ha ritenuto conforme alla legge la decisione del comandante di non dirigersi verso Taranto per le condizioni sanitarie dei migranti soccorsi. E scoppia un caso alla Biennale di Venezia. Il ministro Giuli si scontra con il presidente Pietrangelo Buttafuoco, che ad Acireale, ai nostri microfoni, ha dichiarato: non facciamo scherzetti. Le proteste nascono dalla presenza del padiglione della Russia all'esposizione. Luca Ciliberti. Scoppia un caso diplomatico alla Biennale di Venezia. Il governo di Kiev non accetta la partecipazione della Federazione Russa alla 61esima esposizione d'arte. Così la vice premier e ministra della cultura ucraina chiede al nostro ministro Giuli di intervenire. Il titolare della cultura, in aperto contrasto con il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, scrittore e giornalista siciliano, esprime il suo dissenso ricordando che la Biennale ha preso la decisione in completa autonomia e valuta adesso gli invio degli ispettori, di fatto isolando lo stesso Buttafuoco, che dal canto suo sceglie la linea del silenzio, tira dritto e anzi sembra che si sarebbe pure consultato con altri esponenti del governo per chiarire del tutto il senso della sua scelta. Ho un ruolo istituzionale, quindi non facciamo scherzetti, non si ruba a casa del ladro. La Russia tornerebbe alla Biennale dopo 4 anni di chiusura dovuti all'invasione dell'Ucraina, scatenando così diverse reazioni. Buttafuoco difende le sue scelte spiegando che l'esposizione aprirà dal 9 maggio al 22 novembre e parteciperanno tutti i paesi in guerra, enfatizzando così l'autonomia dell'istituzione e rifiutando le censure politiche. Noi sappiamo perfettamente che vige una regola, che è quella della fisica: dove c'è un vuoto arriva un pieno. E ovviamente dal nostro punto di vista, che è il deserto, vediamo spegnersi tutto, ma in altri orizzonti, in altri destini, tutto invece è vivificante e forte. Ma il caso sembra tutt'altro che chiuso. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa e subito dopo ci occuperemo del tema del fine vita, un tema trattato in un convegno che si è tenuto a Catania. A tra poco. Siamo tornati in studio. Tra battaglie legali e suicidi assistiti, il fine vita continua ad essere una questione etica e giuridica. Se ne è parlato a Catania in un convegno organizzato dall'AIAF. Tonino De Mana. Eluana Englaro, Pier Giorgio Welby, DJ Fabo in Italia, le sorelle Kessler in Germania. Tra battaglie legali e suicidi assistiti, il fine vita continua ad essere una questione etica e giuridica e come tale suscita interesse per la tutela del diritto alla vita, alla salute e alla dignità. Se ne è parlato a Catania in occasione del convegno organizzato da AIAF Sicilia, sezione di Catania, e moderato da Michele Cucuzza. L'AIAF ha voluto attenzionare una questione molto importante, una questione anche molto dibattuta, oggetto di critiche. È bene chiedersi, in un paese come il nostro, che è un paese civile, democratico, ma anche prettamente cattolico, se sia giusto che il diritto all'autodeterminazione della persona, ovviamente in una situazione molto delicata, sia un diritto inviolabile oppure no. In Italia il fine vita è regolato da leggi e sentenze che tutelano l'autodeterminazione del paziente, consentendo il rifiuto dei trattamenti sanitari e in specifiche condizioni il suicidio medicalmente assistito. Resta illegale l'eutanasia attiva, nonostante i passi
passi in avanti, bisogna fare i conti però con un persistente vuoto normativo. È una problematica molto importante perché si dà rilievo e ampia espressione al diritto di autodeterminazione del paziente in materia di trattamento di fine vita. Sono consentite le DAT previste dalla legge proprio del 2017, ma ancora manca una disciplina organica. Dignità, rispetto, possibilità di scegliere e libertà nel farlo. Il dibattito per garantire una morte dignitosa, amorevole e confortevole è ancora aperto. Dalla Valle dei Templi di Agrigento si alza un forte messaggio di pace. Centinaia di bambini, protagonisti della passeggiata della pace e della fraternità del Festival I Bambini del Mondo. Davide Sardo. Centinaia di bambini hanno invaso la Valle dei Templi di Agrigento per la tradizionale passeggiata della pace e della fraternità, uno degli appuntamenti più sentiti del Festival internazionale I Bambini del Mondo. Partiti dal Tempio di Giunone, i gruppi internazionali, insieme agli studenti delle scuole agrigentine, hanno percorso la via sacra fino al Tempio della Concordia, tra musica, colori e bandiere da ogni parte del mondo, lanciando un messaggio forte e chiaro: no alle guerre, sì alla pace e all'incontro tra i popoli. Siamo molto felici di partecipare a questo festival, così da mandare un messaggio di pace a tutto il mondo e di fare amicizia con tutti. Una passeggiata che ogni anno rinnova il valore della fratellanza tra culture diverse nello scenario unico della Valle dei Templi. È un messaggio sicuramente di pace, di fratellanza tra i popoli. I bambini in questi giorni sono stati tutti insieme, anche dietro le quinte, a ballare, a danzare, a scambiarsi contatti ormai con i social, e questo è un messaggio sicuramente di interculturalità tra i popoli, sperando che possa davvero arrivare alla pace per tutti. Intanto domani cala il sipario sulla 78esima edizione della festa del mandorlino a fiore. A causa del maltempo previsto salta la tradizionale sfilata dei gruppi folk nel centro storico e l'esibizione davanti al Tempio della Concordia. Gli spettacoli si terranno al Palacongressi con 2 appuntamenti, alle 11 e alle 14:30, dove si svolgeranno anche le premiazioni delle varie categorie e l'assegnazione del Tempio d'Oro al miglior gruppo della manifestazione. E adesso ci fermiamo ancora e poi una nutrita pagina di calcio. Cominceremo con la notizia della sconfitta del Palermo contro il Monza tra poco. E siamo tornati in studio, siamo al calcio, sconfitta pesante per il Palermo. I rosanero oggi pomeriggio sono stati piegati per 3-0 dal Monza al U-Power Stadium. In virtù di questo risultato il Palermo si allontana dalla zona della promozione diretta, adesso distante 6 punti. I gol portano la firma di Petagna, Ciurria e Colombo. E adesso alla Serie C ha giocato il Siracusa per la squadra aretusea KO a Latina, ma sentiamo Marco Petrolito. Il Siracusa si sveglia tardi e subisce un'evitabile quanto bruciante sconfitta. Al Francione di Latina finisce 2-1 per i laziali, gara che si decide già nel primo tempo con 2 reti dei padroni di casa, mentre agli azzurri non basta il gol nel finale di sbaffo. Il risultato si sblocca al quarto d'ora, corner battuto da Tomasello, colpo di testa di Parigi respinto da Farroni sulla linea, sulla ribattuta arriva Parodi che insacca da pochi passi per l'1-0 del Latina. Il Siracusa reagisce, minuto 26, Bonacchi che colpisce di testa ma Mastrantonio salva con un intervento decisivo. Alla mezz'ora arriva il raddoppio dei nerazzurri, Farroni esce in ritardo su Cioffi in aria e l'arbitro concede il rigore, dal dischetto Parigi non sbaglia e firma il 2-0. Nella ripresa Latina sfiora il triste al 55esimo con Cioffi che calcia alto dopo un rinvio corto della difesa azzurra. Al 63esimo ancora Cioffi pericoloso in contropiede ma il suo tiro termina alto. Gli azzurri provano a riaprire la partita al 70esimo, Bonacchi ha sulla testa il pallone del 2-1 ma manda incredibilmente alto da pochi passi. Il gol degli aretusei però arriva all'87esimo, preciso cross di Valente e colpo di testa vincente di sbaffo che accorcia le distanze. Il Siracusa prova l'assalto finale, l'ultima occasione al 94esimo c'è la Valente che calcia dal limite ma non trova la porta. Latina che conquista 3 punti preziosi in chiave salvezza, mentre Siracusa interrompe la serie positiva che durava da 3 partite e torna a mani vuote dalla trasferta laziale. Adesso ci occupiamo del Catania che domani giocherà in casa dell'Altamura, un match crocevia per la squadra di Toscano che deve ritrovare convinzione e che in Puglia davvero si gioca tanto, ma ci dice tutto Marco Carli.
Crocevia Altamura, per il Catania, per Toscano, per la stagione. In Puglia contro la squadra di Mangia, che insegue una posizione play-off, bisogna dimostrare che il Catania c'è, che la batosta psicologica rimediata dalla consapevolezza di non poter più lottare per il primato è stata assorbita ed è emersa la voglia di giocarsi tutto nella seconda chance, quella degli spareggi promozione, dopo aver chiuso al meglio la stagione regolare. Condizione psicofisica fondamentale, lo ripete anche Toscano, che in Puglia si gioca tanto per il suo futuro in panchina e che nella mattinata, prima della partenza, ha affidato le sue parole ai canali del club. Il nostro obiettivo è crescere anche dal punto di vista della condizione, della consapevolezza e della fiducia. Devi affrontare queste partite con la testa da dentro fuori, crescere dal punto di vista della condizione e mettere tutto l'organico allo stesso livello e arrivare nelle migliori condizioni nel momento giusto. Non ci sono Rolfini e Forte, Toscano ha Lunetta e Caturano da alternare nel ruolo di attaccante. Sugli esterni si valuta l'alternativa Ponsi, eventualmente per Donnarumma. Quaini torna in mezzo con Di Tacchio. In difesa Celli dovrebbe riprendere il posto dal primo minuto. Trasferta aperta, i supporter etnei con tessera del tifoso. Da Catania ne arriveranno circa 200. Altamura Catania sarà trasmessa in diretta da Telecolor, primi collegamenti a partire dalle 13.30, poi la telecronaca in esclusiva e in chiaro, infine le interviste ai protagonisti del match. Adesso al Trapani, domani trasferta contro il Picerno, nello scontro diretto con 8 punti a separare le due squadre. Granate a penultimi e in piena crisi, dopo 7 sconfitte nelle ultime 8 giornate. Sergio Colosi. Futuro sempre più complicato per il Trapani, che domani in uno scontro diretto affronta in trasferta il Picerno. Sono 8 i punti di differenza tra le due squadre. Granata non esclusi dal campionato, ma scivolati al penultimo posto, con un altro processo fissato al 26 marzo. Si attende una reazione positiva sul campo, dove si registra una crisi senza fine, 7 sconfitte in 8 giornate. Il Picerno, che non vince dal 14 febbraio, 3-1 al Crotone, l'ultimo giustiziere a domicilio del Trapani, nell'ultimo turno ha perso a Cava, ottenendo 2 pari in 4 gare, risultati che hanno portato all'esonero di Bertotto e al ritorno in panchina di De Luca. Possibile esordio dell'ultimo acquisto, l'esterno offensivo Balla, scelto da Antonini per portare motivazioni ad uno spogliatoio che sembra essersi arreso. Tra gli infortunati, oltre al solito Ciuferri, c'è Vasquez. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.